Ecco, di tutto questo, del ciclo integrato dei rifiuti, delle difficoltà che abbiamo in questo Paese a realizzarlo e dell'importanza delle discariche, parliamo con Umberto Arena, docente di impianti di trattamento dei rifiuti alla Seconda Università degli Studi di Napoli. Buongiorno professor Arena. Buongiorno. E allora, la prima cosa che ci viene, ecco, il prefetto ha scelto un sito dove collocare una discarica. Le discariche sono davvero importanti nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti o se ne può fare a meno? Guardi, attualmente per quello che è la gestione dei rifiuti in Italia è un'opzione, una necessità di cui non possiamo fare a meno, ma questo perché la gestione dei rifiuti in Italia in generale paga lo scotto di una arretratezza proprio di programmazione e di attuazione di programmi, perché gli esempi europei mostrano che la discarica, benché sia importante per alcuni tipi di residui che non possono trovare altra collocazione, può essere ridotta a percentuali minime. Ci sono 5-6 nazioni, Germania, Olanda, Danimarca, Austria, che sono riusciti a scendere sotto l'1% di rifiuti mandati in discarica. L'Italia attualmente è sopra il 40%. Quindi è possibile ridurre la quantità di materia da portare in discarica. Ovviamente una riduzione di questo genere sarebbe davvero significativa. Sì, guardi, le dico molto francamente, si parla spesso di dell'opzione rifiuti zero, che io reputo, come dire, forse un'utopia o forse meglio un obiettivo di lunghissimo termine che può essere perseguito ma di difficile raggiungimento, mentre invece è molto perseguibile e facilmente raggiungibile, perché i paesi che sono con noi nella comunità europea lo hanno raggiunto, l'obiettivo di discarica zero. La discarica zero è raggiungibile come obiettivo se si sceglie con onestà, con tranquillità, di fare e con serenità soprattutto, di utilizzare tutte le opzioni che abbiamo a disposizione, che sono tutte affidabili, per gestire i rifiuti urbani. Ecco, quali sono queste opzioni? Ricordiamole ai nostri ascoltatori. Allora, normalmente bisognerebbe operare delle politiche di riduzione della produzione di rifiuti, sono politiche un po' difficili da entrare nelle pratiche di tutti noi cittadini. È più semplice suggerire ad alcune aziende, che però in realtà lo stanno facendo, produttrici di beni di consumo, di ridurre i materiali che impiegano, ma questo è un aspetto purtroppo all'atere. Le opzioni reali sono una efficace, efficiente, di grande quantità e qualità raccolta differenziata domestica. Io la chiamo meglio separazione alla fonte e raccolta differenziata domestica. Però con una convinzione, dottor Greco, sì, che non è la panacea di tutto, è una condizione fondamentale, non soltanto perché consente il riciclo di alcuni materiali, ma perché prepara al meglio tutto il rifiuto urbano ai trattamenti successivi. A valle di una raccolta differenziata, cioè di una separazione che facciamo nelle nostre case e della successiva raccolta, noi abbiamo 3 tipi di rifiuti. Un rifiuto organico, che sono fondamentalmente gli scarti di cibo, che va mandato a trattamenti biologici, di compostaggio o meglio di digestione anaerobica, che producono dell'energia e producono soprattutto un prodotto che può essere utilizzato anche in agricoltura biologica. Poi ci sono la frazione secca riciclabile, quella che normalmente è coordinata dal CONAI, cioè il vetro, la carta, molte plastiche di imballaggio, il legno, l'alluminio e la banda stagnata, cioè l'acciaio, che possono essere, grazie alla nostra separazione alla fonte fatta cioè nelle nostre case, avviate al riciclo. E poi c'è una parte che non può essere né trattata biologicamente perché non sono scarti organici, né può essere riciclata, che deve essere necessariamente mandata a valorizzazione termica, a termovalorizzazione, cioè a incenerimento o a gassificazione. Se noi, come fanno appunto i tedeschi, ma gli olandesi, gli svedesi, gli austriaci, operiamo in questa maniera, avremo una necessità di discarica solo per gli scarti di queste lavorazioni. E questo, non vorrei essere molto lungo, ma mi consente, è una doppia sicurezza per i cittadini.
perché uno, le discariche saranno pochissime e quelle che esistono dureranno molto a lungo. In secondo luogo saranno molto sicure, perché se arrivano solamente i residui del trattamento termico di incenerimento, i residui del trattamento di riciclo, i residui del trattamento biologico, andrà in discarica solo roba che è stata già trattata, quindi non biodegradabile, che non porta cattivi odori, che non emette sostanze nell'ambiente e che non porta non so, aumento di animali o roba del genere, cioè che non ha nessun effetto negativo. Ecco, questi 3 elementi sono presenti in quei paesi che hanno minimizzato l'uso della discarica? Assolutamente sì, guardi che la Germania fa, contrariamente a quello che si pensa, tutti i paesi che fanno le più alte percentuali di raccolta differenziata fanno anche le più alte percentuali di trattamento biologico e termico, perché come diciamo da tantissimo tempo, la raccolta differenziata non è mirata al riciclo del vetro e della plastica, o non solo a quello, perché sarebbe sminuente. Prepara al meglio, perché se io levo il vetro, levo l'alluminio, levo la banda stagnata, il prodotto che mi avanza, che non può essere riciclato, viene bruciato meglio, senza problemi, con maggiore recupero energetico. Per esempio la Germania fa trattamenti biologici e riciclo per il 66% e termovalorizzazione per il 34%. L'Olanda, dove per esempio la Campania manda i suoi rifiuti a bruciare, c'ha incenerimento per il 40% e raccolta differenziata e riciclo per il 60%. L'Austria ha un 30% di incenerimento e quasi un 70% tra il riciclo di materia secca riciclabile e trattamento biologico della frazione organica. Certo. La Svezia c'ha il 50% di incenerimento e un 50% di riciclo, raccolta differenziata e riciclo. Ecco, Quindi, ci chiede Andrea, un nostro ascoltatore ci ha avviato un SMS, se gli inceneritori al plasma, ma io direi più in generale gli inceneritori diciamo, di nuova generazione, sono davvero innovativi ed ecologici. E allora, sicuri, i plasma sono una forma particolare di trattamento che è particolarmente adatta per i rifiuti industriali speciali, per esempio per quelli ospedalieri, eccetera. Ancora adesso ci sono delle perplessità, ma possono essere poi risolte in base a delle esperienze concrete, di consumi energetici troppo elevati. Però sono una possibile alternativa nel breve futuro. I nuovi inceneritori, gli inceneritori della nuova generazione hanno prestazioni eccellenti, hanno un controllo ambientale assoluto, non esiste più il problema delle diossine né il problema dei metalli pesanti, perché semplicemente si sono trovati dei nuovi sistemi da oltre 15 anni che consentono un abbattimento di oltre il 99-99% di questi prodotti e le prestazioni di un impianto recente come quello di Acer sono semplicemente eccellenti, i limiti sono meno di un quarto di quelli europei che sono i più bassi del mondo e non c'è mai stato uno sforamento da quando l'impianto è in funzione, da oltre un anno e mezzo. Quindi nelle emissioni funzionano bene, sono a basse assolutamente, emissioni. L'impianto che stanno costruendo a Torino è anch'esso di una innovazione assolutamente elevata. Il problema, mi consenta, certo. Per chi guarda in maniera oggettiva questi dati, cioè senza pregiudiziali, ma perché questo è un problema di tutti, che non è un problema della destra o della sinistra o di una cultura invece di un'altra, è un problema di tutti quanti che va affrontato serenamente, cercando di vedere i dati oggettivi e senza avere delle preclusioni che non offrono un giudizio sereno. Si rende conto che il problema fondamentalmente adesso è lì dove è possibile ridurre i costi di questi impianti e soprattutto ottimizzare la produzione di energia, o in altri paesi, per esempio il Giappone, dove stanno facendo questa combinazione di raccolta differenziata, trattamenti biologici e trattamenti termici, con l'obiettivo di portare a zero o vicino a zero l'uso della discarica, perché il Giappone è un paese molto simile a certe regioni dell'Italia, purtroppo scosso da terremoti, ricco di acque sotterranee, con alte densità di popolazione, e i siti per discariche sicure sono diventati pochissimi. I giapponesi, contrariamente a quello che accade in Europa, non incentivano la produzione di energia elettrica dai rifiuti, ma incentivano la minor produzione di materiale da mandare a discarica. Se mi mandi meno materiale a discarica, vieni incentivato economicamente. In Europa, se produci più energia elettrica, vieni incentivato economicamente. Questa è una possibile variazione di politica che potrebbe essere applicata anche nel nostro paese e in Europa.
Quindi possiamo farcela anche in Italia. Io ringrazio il professor Umberto Arena, ricordo docente di impianti di trattamento dei rifiuti presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.